Nessuna imposizione della Regione sulla chiusura delle scuole il sabato per contrastare il caro energia. Ogni istituto potrà decidere in autonomia, temperatura 19 gradi per contenere le bollette, ma niente DAD. Pannelli fotovoltaici sul tetto per dare luce alle sale. Cinema Zero, grazie a un progetto finanziato dal PNRR, potrà effettuare interventi di risparmio energetico e tagliare così i costi. Si moltiplicano le truffe telefoniche ai danni degli anziani. Le ultime vedono protagoniste donne che si spacciano per figlie in difficoltà. Ecco i consigli della polizia per riconoscere i malintenzionati e difendersi. A 52 anni è tetraplegico dalla nascita. Oggi ha visto inaugurare a Cividale la mostra con i suoi quadri che dipinge guidando con gli occhi e le mani della sorella e dei nipoti, la storia di Andrea innamorato della vita. Le squadre che si sono qualificate alla Champions negli ultimi 5 anni, dopo 7 giornate, avevano tra i 13 e i 16 punti, molto meno per la Conference. I numeri dicono che l'andatura dell'Udinese è davvero da Europa. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. L'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia mette a dura prova anche gli istituti scolastici superiori. La Regione interverrà economicamente per coprire le spese di riscaldamento. Sulla settimana corta però non ci sarà nessuna imposizione, a decidere saranno gli istituti. Ogni istituto potrà decidere in autonomia purché nel rispetto dei perimetri del calendario regionale. Il caro bollette pesa anche sul mondo della scuola e ci sono alcune ipotesi che prevedono la possibilità di ridurre i giorni di apertura degli istituti con la chiusura al sabato, una scelta che l'assessore Alessia Rosolén, durante i lavori della sesta commissione del Consiglio regionale, ha spiegato deve tener conto delle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro delle famiglie. Durante l'aula, i commissari degli enti di decentramento hanno spiegato che i bilanci saranno chiusi grazie ai fondi stanziati dalla Regione a luglio. A Udine, con 65 edifici a carico, la spesa prevista per elettricità e riscaldamento è passata da 10,6 milioni a 11 milioni e le previsioni per il 2023 la proiettano a 16 milioni di euro. Previsioni che a Pordenone porta la spesa da 3 a 6 milioni e con situazioni simili anche Gorizia e Trieste. Quanto al piano triennale di investimenti per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici, la DR di Udine ha avviato lavori per circa 80 milioni di euro, 40 milioni di euro sono in programma a Pordenone, 35 milioni riguardano investimenti ad opera delle DR di Trieste e quasi altrettanti a Gorizia. E il tesoretto del comune di Udine deve essere intaccato proprio per fare fronte al rincaro delle bollette di luce e gas. Lo ha stabilito la Giunta portando variazioni al bilancio per evitare di togliere servizi ai cittadini, tra questi la piscina di via Pradamano. La previsione di un'elevata spesa per le bollette di luce e gas ha indotto l'amministrazione comunale a rivedere il bilancio e a portarne alcune variazioni. In questo modo va a intaccare il tesoretto accantonato nei mesi scorsi per coprire le spese in più ed evitare di andare a intaccare i servizi ai cittadini. In questo momento abbiamo un costo dell'energia raddoppiato. Questi 4 milioni ovviamente maggiori costi devono essere assolutamente coperti in qualche modo. Abbiamo dovuto utilizzare avanzo per quasi 2 milioni e 7 per coprire questa spesa. L'idea della Giunta è, insieme col Sindaco naturalmente, è stato quello in questo momento di non andare a intaccare i servizi ai cittadini e anche non toccare quelli che sono gli impianti sportivi. Ogni assessore si è preso l'impegno con i propri uffici di fare una verifica di quelle che erano le spese che si potevano eventualmente ridurre e questi risparmi ci consentono di mantenere aperta la piscina di via Pradamano, che è una piscina che sappiamo che è utilizzata soprattutto dai bimbi. Costi e rincari alle stelle, il pane costa il 18% in più rispetto all'anno scorso. La categoria lancia l'allarme, molti panificatori potrebbero non arrivare a fine anno. Pane mai così caro, con un aumento del 18% rispetto all'anno prima, così come per olio e lievito. Per adesso la maggior parte dei panificatori ha scelto di non ritoccare i prezzi al dettaglio, cercando di venire incontro alle esigenze delle famiglie che mai come ora devono fare i conti con tutta una serie di aumenti vertiginosi, ma le previsioni sono tutt'altro che rassicuranti. Io sto cercando di pensare a come posso mantenere l'azienda viva, perché questa è una questione, a come posso mantenere lo stipendio dei miei collaboratori. E ho questa responsabilità e vado poco un po' se l'azienda sia inutile o in perdita, cercando di dare una mano alla clientela
evitando di essere esageratamente speculativo. Un settore che rischia di profondare sotto i colpi di una crisi epocale, alla quale almeno per adesso una soluzione non sembra ancora esserci. Abbiamo prezzi sopra ogni aspettativa e è veramente difficile gestire le nostre piccole attività artigiane. Vedo colleghi che sono peggio di me per quanto riguarda le bollette della luce e del gas. Io metto in dubbio che possa esistere anch'io a dicembre. Non sono tanto ottimista. Bollette alle stelle anche per le sale cinematografiche, ma c'è chi si è mosso per tempo. È il caso di Cinema Zero, vediamo. La lotta al caro energia passa anche da azioni concrete. Chi si è mosso per tempo è avvantaggiato. È il caso di Cinema Zero, che a Pordenone ha puntato sul green prima della stangata delle bollette. Oggi un vero salasso per le sale italiane. La nostra è un'attività energivora per sua natura, ma fortunatamente come Cinema Zero ci eravamo mossi per tempo. La vera svolta è stata fatta proprio all'inizio di quest'anno, quando Cinema Zero insieme all'amministrazione comunale ha partecipato al progetto del PNRR, che prevedeva tra l'altro una linea di finanziamento proprio per gli interventi di efficientamento energetico sulle sale cinematografiche. Il nostro progetto è risultato tra i migliori a livello nazionale e questo ci consentirà poi di accedere a delle risorse per fare degli ulteriori importanti miglioramenti che si articoleranno in una serie di interventi. Il più importante sarà sicuramente quello dell'installazione di un grande impianto fotovoltaico sul tetto del cinema, che ci garantirà insomma una potenza importante e che poi sarà appunto unito a una serie di altri interventi che riguarderanno la coibentazione dell'edificio, quindi insomma il miglioramento dell'isolamento termico, e poi verranno sostituite alcune macchine, alcune centrali termiche per la produzione e la gestione dell'impianto di riscaldamento e di raffrescamento, che sono ovviamente delle voci di costo particolarmente importanti in un cinema. Cinema Zero è anche impegnata a livello europeo come guida in uno specifico progetto di sostenibilità ambientale. Cinema Zero fa parte di Europa Cinema, rappresenterà l'Italia all'interno di un Green Group dedicato proprio alla sostenibilità. Stiamo stilando una sorta di carta a cui faranno seguito una serie di azioni mirate che ogni cinema potrà fare appunto per migliorare l'efficientamento e la sostenibilità della propria sala. Bloccare la speculazione della borsa di Amsterdam sul mercato del gas, ma anche prevedere interventi concreti a livello europeo è la richiesta che dal fronte politico ma anche economico parte dalla Regione, per voce del Presidente della Regione Federica e del Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Paoletti, che in particolare lancia un allarme, dice ancora 13 mesi di vita per le imprese. Il Presidente Draghi è colui il quale ha dato la via di uscita, che penso sia l'unica percorribile realmente, ovvero il tetto al prezzo del gas. Sorprende che alcuni paesi dell'Unione Europea non siano voluti ancora intervenire in modo deciso. Lo si può fare parlando anche con i principali fornitori, penso alla Norvegia, penso agli Stati Uniti stessi, che sono tra i principali fornitori del gas in Europa. Dobbiamo farlo perché alternative oggi non esistono a questo. Non aiuti ma un intervento strutturale che ponga fine alle speculazioni sui costi del gas e dell'energia. Il presidente Massimiliano Federica, a margine della cerimonia di inaugurazione di Eurobio Hightech, rinnova l'appello a un intervento strutturale, appello che viene recepito anche dalle categorie economiche, con il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, che auspica in una lotta alla speculazione. Non è un problema di aumento del gas o di carenza di gas, ma è una lobby ad Amsterdam dei grandi player internazionali dell'energia che fanno il bello e il cattivo tempo. Sembra quasi impossibile che un'Europa così debole non sia in grado di affrontare e bloccare, fissare un prezzo di un bene così vitale sia per le popolazioni che per l'industria. Per cui non ho parole io quando vengono queste briciole a cercare di dare un sollievo, ma che non serve assolutamente se non si va alla fonte. A rischio le risorse del PNRR usate per coprire l'aumento dei costi, e intanto il tempo passa e il caro energetico inizia a incidere in maniera determinante su imprese e famiglie. Nel frattempo questi piccoli aiuti economici danno solo un aiuto, ma se questa cosa dura 12-13 mesi andiamo a casa tutti. E intanto la Regione con l'assessorato all'energia vuole imprimere un'importante accelerazione alla produzione di energia green e in loco.
È il bilancio di sostenibilità territoriale del Friuli Venezia Giulia di A2A l'occasione per tracciare una linea sul futuro della produzione di energia nella nostra regione. Il contemporaneo aumento dei costi di importazione e le difficoltà interne di approvvigionamento da alcune fonti tradizionali hanno fatto vertiginosamente aumentare la richiesta di energia green e prodotta in loco. L'Italia è una delle peggiori dal punto di vista di autonomia energetica. Abbiamo fatto uno studio che indica che ci sono grandi potenzialità che possono derivare dalle risorse che abbiamo sul nostro territorio, che sono il sole, che per fortuna non manca, l'acqua, il vento e anche i rifiuti. Allora, in Friuli in alcuni di questi ambiti ci sono delle grandi opportunità. Esiste poi un buon potenziale anche lato fotovoltaico. Per questo la Regione ha deciso di imprimere una importante accelerazione verso l'energia green, investendo sulle comunità energetiche. Stanno partendo i bandi per le comunità energetiche, pubblico e privato. Abbiamo stanziato qualcosa come 9 milioni in questa assestamento di finanziaria, in autunno ne metteremo comunque altri importi e in finanziaria a fine anno ancora di più, affinché si possano creare questo appunto raggruppamento pubblico-privato ed avere l'energia a basso o costo seminullo, e quindi la Regione darà un contributo importante. I capofila ovviamente saranno gli enti pubblici. Crollo dei volumi di produzione che passano da 1.740.000, ma anche dipendenti assunti a termine, ai quali non è stato rinnovato il contratto. Presente a fatto roseo e futuro da definire per l'Electrolux. Si addensano nuvole grigie sopra lo stabilimento dell'Electrolux di Porcia. Il crollo dei volumi di produzione, che passa da 1.740.000 lavatrici, dipendenti assunti a termine ai quali non è stato rinnovato il contratto, sono indicatori di una situazione difficile. Da Stoccolma, quartier generale dell'azienda, non trapela quasi nulla sul futuro in Italia del colosso che produce elettrodomestici, e anche l'incontro che era previsto il 28 settembre con all'ordine del giorno l'illustrazione degli investimenti da attuare nello stabilimento di Solaro nell'Interland milanese è stato congelato. Tra rincari energetici, minor domande di acquisti sul mercato e difficoltà nel reperire componenti, soprattutto quelle elettroniche, il gruppo si è visto costretto a ridurre sensibilmente, almeno per la fabbrica di Porcia, le ambizioni del 2022. Tra l'altro, da settimane i dipendenti stanno lavorando 6 ore al giorno anziché 8. Tra le maestranze, il ricordo della grave crisi che ha investito Electrolux dal 2013 al 2014 è ancora vivo, e come ammette la RSU della CISL Elisabeth Fanella, sarebbe difficile accettare nuovi tagli. Lo stesso pensiero lo esprime Gianni Piccinin, segretario regionale della FIMCISL, che ammette le difficoltà del momento. Il futuro dello stabilimento Electrolux di Porcia quindi è ancora da definire. La situazione attuale certamente è tutt'altro che rosea. E restando al mondo del lavoro e parlando di Varsela in particolare, c'è una nota dei sindacati FIM, FIOM e UILM che scrivono sulla modifica alla legge sulle delocalizzazioni decisa venerdì dal governo come sia un primo importante risultato della mobilitazione dei lavoratori del gruppo Varsila, che contrasta la volontà della multinazionale di dismettere la produzione nel sito di Trieste e licenziare centinaia e centinaia di lavoratori diretti dagli appalti. I sindacati indicano che si tratta di un intervento governativo sollecitato con forza dalle stesse sigle e che rappresenta una vera boccata d'ossigeno per i lavoratori. La cronaca: è morto in seguito a un malore l'uomo di 67 anni, scomparso ieri nella zona di Montereale Valcellina mentre andava a funghi. Poco dopo le 9:30 di questa mattina un uomo che era impegnato nella sua corsa quotidiana ha notato un corpo riverso a terra lungo un sentiero secondario alle pendici del Monte Spia. Si trattava della persona dispersa da ieri. L'allarme era scattato a mezzogiorno quando i familiari non avevano visto l'uomo rincasare e non riuscivano a mettersi in contatto con lui al telefono. Erano quindi subito scattate le ricerche anche con l'impiego di droni, elicotteri e cani molecolari. Hanno operato una trentina di soccorritori tra soccorso alpino, protezione civile, guardia di finanza, carabinieri, ma anche cittadini del posto. Torna il fenomeno delle truffe telefoniche ai danni di persone anziane. Ieri a Udine 3 sono fallite, mentre una è andata a segno. Allora ecco i consigli per difendersi. Truffe telefoniche nei confronti di persone anziane. A Udine 3 dei 4 tentativi denunciati alle forze dell'ordine sono falliti. Uno invece è andato a segno e ha visto una donna di 89 anni consegnare 1.000 euro nelle mani di un malvivente. Fenomeni odiosi e sempre più radicati. Ma come difendersi? Nessuno sanitario, appartenente alle forze di polizia, avvocato, appartenente alle aziende di servizi pubblica utilità chiederà mai soldi al telefono e si presenterà a chiedere soldi al telefono.
Diffidate quindi, chiamate subito il numero unico emergenza 112 e mi raccomando, la raccomandazione che facciamo anche è di non chiamare poi il numero unico di emergenza con lo stesso apparecchio telefonico, perché i truffatori molte volte riescono, anzi quasi sempre, a tenere occupata la linea. E quindi la persona, convinta di chiamare il proprio congiunto, il proprio familiare, in realtà riparla nuovamente col truffatore con un suo complice. Quindi cerchiamo di contattare o il familiare o il complice o il numero di un'azienda con un'altra utenza, possibilmente il cellulare. Naturalmente diffidate anche da tutti coloro che si presentano alla porta delle nostre abitazioni chiedendo soldi. Ha perso il controllo del furgone che stava conducendo, intestato alla TDI Trasporti di Udine ed è finito fuori strada. La corsa è terminata in mezzo ai campi. Momenti di paura questa mattina, erano le 5:30 lungo la viabilità da Chionsa ad Azzano Decimo. Le cause sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Pordenone. Sono intervenuti per i soccorsi e l'equipaggio di un'ambulanza da Azzano Decimo e l'elicottero. L'autista del furgone è stato poi trasportato in volo all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita. Il mezzo incidentato è stato recuperato dal soccorso stradale Populin. Un giovane cittadino indiano è stato arrestato ieri sera a Treviso dai carabinieri del radiomobile. L'uomo, che era alla guida di un furgone, è stato intercettato dai militari mentre percorreva la Ponte Bana e nel mezzo c'erano 6 connazionali irregolari che sono stati invitati a presentarsi in questura Udine dal momento che le strutture di accoglienza sono sature. Domani per il pastore è prevista l'udienza di convalida dell'arresto. Per gli uffici comunali gestire il procedimento elettorale è oneroso, le difficoltà sono maggiori nei comuni più piccoli. Ad evidenziarlo è l'assessore comunale di Udine Alessandro Ciani che spiega come sia giunto il momento di aggiornare le procedure. Il lavoro dei comuni per le elezioni, per tutte le elezioni, anche per quelle più lontane diciamo, dalle esigenze delle città, quindi i referendum nazionali e le elezioni politiche, è un lavoro davvero enorme. Per i comuni molto piccoli che hanno enormi carenze di personale ovviamente sono delle giornate estremamente delicate. E io penso che insomma, lo Stato dovrebbe iniziare a capire che delle normative che hanno moltissimi decenni, il procedimento elettorale è tutto un procedimento cartaceo, sarebbero da rivedere e che soprattutto il peso non riversi tutto sui comuni che hanno delle difficoltà enormi a garantire dei servizi essenziali. E non dimentichiamoci che quest'anno è il secondo periodo elettorale nel corso del 2022. E tra l'altro c'è tutta una serie di adempimenti anche per persone che non possono andare fisicamente a votare. È un lavoro anche aggravato dal tema ovviamente del Covid, perché ci sono ancora dei positivi e quindi per tutti i cittadini positivi che ne dovessero fare richiesta c'è la possibilità di votare da casa, quindi un seggio volante diciamo che i comuni forniscono per coloro che sono positivi e che però ovviamente possono assolutamente esercitare il loro diritto di voto. Il voto Covid è in capo a Udine anche per i comuni dell'Interland. Ci sono poi le persone che hanno diritto al voto domiciliare, quindi persone che attraverso la presentazione di un certificato medico possono avere appunto la possibilità di votare a casa. E il comune di Udine per le persone, penso ad esempio alle persone anziane, alle persone con problemi di deambulazione che ne facciano richiesta, fornisce poi un supporto, quindi andiamo a prendere le persone a casa, le trasportiamo al loro seggio e le aiutiamo ad esercitare questo fondamentale diritto. Ecco, tra l'altro in questi giorni l'ufficio elettorale è funzionante praticamente sempre. Assolutamente sì, ovviamente sono giorni molto concitati. Penso sia importante che i cittadini sappiano che l'ufficio elettorale è aperto anche la domenica del voto per il rilascio delle tessere elettorali e se qualcuno avesse la necessità di dover fare la carta d'identità, sia il sabato che la domenica l'anagrafe di Udine è aperta per i cittadini che si rendessero conto di essere sprovvisti del documento di identità, che ovviamente è fondamentale per poter poi esercitare il diritto di voto. L'evoluzione della pandemia con 795 nuovi casi registrati oggi in regione, si registra anche il decesso di 4 persone, 2 a Trieste, 1 a Udine, 1 a Pordenone. In terapia intensiva 4 ricoverati, 109 negli altri reparti. E primi casi di Covid nelle scuole udinesi, al momento i contagi si registrano in alcuni istituti superiori, complessivamente riguarderebbero una quindicina di studenti e una decina tra personale docente e amministrativo. Il Covid torna tra i banchi di scuola. In diversi istituti scolastici superiori di Udine si segnalano casi sia tra gli studenti che tra il personale docente e amministrativo.
In particolare al Copernico, come ci riferisce lo stesso dirigente scolastico Paolo De Nardo, i ragazzi contagiati sono una decina, mentre 5 sono i casi tra insegnanti e personale ATA. Questa situazione, spiega il dirigente, implica problematiche sia per le supplenze che per le classi in cui gli studenti devono mettersi in autosorveglianza per una decina di giorni. All'inizio dell'anno scolastico si amplificano i problemi che stiamo affrontando, aggiunge De Nardo, come la carenza di personale e la copertura di una percentuale generale variabile tra il 5 e il 10% di posti vacanti. Per quanto riguarda gli altri istituti superiori della città, si segnalano un paio di casi tra gli allievi dello Stellini e 3 tra quelli dello Stringer, dove sono stati contagiati anche 2 docenti e 2 amministrativi. La situazione al momento è sotto controllo, spiega la dirigente Monica Napoli. Finalmente stiamo ripartendo, aggiunge, e la mascherina diventa una scelta personale. L'arte del corsivo diventa materia scolastica allo Scriptorium Foro Iuliense di San Daniele, la prima sperimentazione in Italia. A San Daniele del Friuli, lo Scriptorium Foro Iuliense, scuola italiana amanuensi, con il sostegno dell'assessorato regionale all'istruzione, insegna a recuperare manualità e confidenza con gli strumenti. Il metodo attualizza i precetti di uno dei più antichi manuali di corsivo italiano. Questo nuovo approccio lo abbiamo portato prima qui a San Daniele, fra 15 giorni andremo anche in Canada presso l'Università di Toronto a fare sempre questi esercizi e per la prima volta diventano una vera e propria materia di studio al punto di dare una valutazione ad ogni allievo che sarà una valutazione oggetto di voto su diverse componenti. Questi sono ragazzi che sono alla 10ª ora di lezione, quindi hanno imparato la cancelleresca, che è il corsivo italiano, e questi sono proprio i 500 anni del primo manuale che insegnava questo tipo di scrittura, stampato a Roma, e chi l'ha ideato era Ludovico il Vicentino. Un manuale che noi abbiamo riproposto in 20 copie anastatiche, sarà presentato il 6 di ottobre qui presso la nostra sede. A Udine, Gorizia e Trieste venerdì torneranno in piazza i ragazzi dei Fridays for Future. Il nuovo sciopero globale per il clima è stato indetto a 2 giorni dalle elezioni per chiedere ai politici e al prossimo governo un'agenda che abbia tra le priorità l'ambiente e le persone. Con un autunno che vedrà il prezzo del gas alle stelle, non possiamo più ignorare il riscaldamento globale e la necessità di un cambiamento della nostra società e del nostro modello di sviluppo, spiegano gli attivisti friulani. A Udine in particolare il corteo partirà da Piazzale Cavedalis alle 9, arriverà alle 10 in piazza Venerio. Parliamo di vendemmia perché quella di quest'anno sarà di alta qualità e anche la produzione risentirà meno del previsto della siccità estiva. Un'ottima vendemmia, migliore del previsto per il Friuli Venezia Giulia, tanto che la produzione che le previsioni davano in diminuzione del 10-15% a causa della forte siccità non è particolarmente risentito. Sono concordi su questo Assoenologi, Unione Italiana Vini, Ismea e Coldiretti, sottolineando come la produzione in regione si aggirerà attorno ai 2 milioni di ettolitri e il livello qualitativo si collocherà tra il buono e l'ottimo. Tuttavia il giudizio va distinto per le diverse aziende agricole. Chi ha potuto irrigare e limitare i danni della siccità ha avuto produzioni anche superiori al 2021, mentre chi ha patito di più le alte temperature estive si è ritrovato con un raccolto decisamente più magro che ha fatto segnare anche gravi perdite, cosa che ha posto l'accento sulla necessità anche per l'irrigazione dei vigneti di realizzare in futuro piccoli invasi per la captazione e lo stoccaggio delle acque meteoriche. Quanto all'attuale vendemmia in regione, come sottolineato dal responsabile del settore vitivinicolo di Coldiretti FVG Marco Malison, la raccolta iniziata nella terza decade di agosto è stata più che buona. Tutte le uve bianche, ad eccezione di Verduzzo e Piccoletti, sono state raccolte, mentre la vendemmia delle uve a bacca nera è appena iniziata e l'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni agevola le operazioni di raccolta che si protrarranno ancora per un paio di settimane, con grandi aspettative in quanto ad aromi e struttura dei vini rossi. E a San Daniele è stato presentato il corso per gli artigiani del prosciutto perché il comparto necessita di 50 operatori. Prenderà avvio a novembre il corso Pratiche artigianali ed alta tecnologia per la produzione del prosciutto di San Daniele DOP, volto a formare figure specializzate da inserire in questo contesto lavorativo. Organizzato per almeno 12 corsisti con un fabbisogno di questi mesi di almeno 50 persone nel distretto di San Daniele. È un momento importante perché ricominciamo col consorzio e con la fondazione assieme alla Regione
ad approcciare questa tematica dell'accesso al lavoro, che è un elemento importantissimo ed è uno degli ingredienti fondamentali per fare il prosciutto di San Daniele. 400 ore con le iscrizioni entro il 13 ottobre per un percorso formativo coprogettato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'ente di formazione CEFAP assieme a Fondazione San Daniele e al consorzio del prosciutto di San Daniele sulla base delle esigenze espresse dalle imprese produttrici del comparto. Sui corsi coprogettati con le aziende che in 4 anni sono passati da circa 5 a quest'anno solo nei primi 6 mesi 47, la possibilità di essere assunti nelle aziende dove si è svolta la pratica e lo stage legato al corso è dell'87%. La valorizzazione di un'eccellenza è un'opportunità per tante persone di accostarsi a questo sistema d'eccellenza, un sistema dove c'è lavoro e dove si vive anche bene, quindi lo diceva il direttore del consorzio, l'ha detto anche l'assessore Rosolin, un posto dove imparare un mestiere, non un lavoro, un mestiere. Nuovo comandante a livello provinciale per i Carabinieri di Pordenone. Vediamo se abbiamo un servizio. Cambio al vertice provinciale dei Carabinieri di Pordenone. Il colonnello Luciano Paganuzzi, dopo 4 anni, ha assunto un nuovo incarico alla Legione Carabinieri Liguria a Genova. Al suo posto è arrivato il tenente colonnello Roberto Spinola, 45enne originario di Gallipoli, nel Salento, che negli ultimi 4 anni ha guidato il comando del reparto operativo di Taranto. Ora l'incarico nella destra tagliamento. È sicuramente un territorio caratterizzato da bassi indici di delittuosità. Però ciò non toglie che dobbiamo tenere sempre alta la guardia su fenomeni criminali che possono avere delle recrudescenze improvvise e con questo mi riferisco ai reati di natura predatoria, al traffico di sostanze stupefacenti, al problema delle baby gang, eccetera. La priorità per lui resta il controllo del territorio. Anche nella provincia di Pordenone la capillarità dell'arma è garantita, in quanto ci sono 18 stazioni e cerchiamo di rispondere proattivamente, efficacemente a tutte le istanze di sicurezza che nascono dal territorio. E battiti teatrali, lo slogan della nuova stagione dell'ERT. 28 cartelloni teatrali con 206 giornate recitative, 98 titoli in programma. Sono i numeri principali che caratterizzano la stagione 2022-2023 dell'ente regionale teatrale, che quest'anno ha scelto lo slogan Battiti teatrali, traendo spunto dai risultati di uno studio scientifico che dimostrano come i cuori delle persone che assistono a uno spettacolo dal vivo inizino a battere all'unisono. La stagione di quest'anno, ha detto in occasione della presentazione l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, sarà quella del rilancio, che dovrà guardare alla grande opportunità offerta da Gorizia 2025, quando il Friuli Venezia Giulia vivrà 365 giorni di cultura a livello internazionale. La stagione si apre ufficialmente a Monfalcone il 2 novembre e si presenta sotto buoni auspici. È un'annata importante per noi, una stagione importante, perché ci darà anche un po' il senso di una ripresa e di un contatto recuperato al 100% col pubblico. Le proposte sono ricche e variegate, prevedono anche grandi ritorni con spettacoli che si sviluppano nelle diverse comunità regionali. Si integrano nomi importanti e conosciuti con nomi anche meno noti, però sempre con spettacoli all'insegna della qualità. E ora la storia di Andrea, 52enne tetraplegico dalla nascita, che dipinge guidando con gli occhi la mano della sorella e dei nipoti, che oggi ha presentato la sua mostra. Uno straordinario esempio di come anche nelle difficoltà una persona possa comunicare gioia e voglia di vivere. È Andrea Negro, tetraplegico dalla nascita, sceglie i colori, la preparazione, la tecnica di esecuzione, perché non potendo comunicare verbalmente manifesta le sue emozioni e sentimenti attraverso i suoi quadri.
Con la sua idea, espressa attraverso lo sguardo, guida la mano della sorella Barbara e dei nipoti che ne completano le tele. Ad Andrea piace un detto: fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce. Lui piano piano vuole seminare con questi quadri, con i segnalibro che vengono realizzati attraverso questi quadri, con i laboratori che verranno fatti nelle scuole elementari e anche attraverso il libro, pieno di piccoli consigli. Andrea è una persona modesta, non vuole insegnare niente a nessuno, vuole dare qualche consiglio ai ragazzi in modo tale che ognuno di loro tiri fuori il bello che hanno dentro. L'aspetto più importante di tutte le cose che abbiamo ascoltato, abbiamo detto oggi, è la forza di questa famiglia e la forza di Andrea di raccontarla. Perché soltanto raccontando queste storie poi alla fine altri che magari non hanno il coraggio di raccontarla vivono nel loro dolore. Capiscono che invece ce la si può fare. Tra poco a Sport TVG, in primo piano ancora la grande partenza dell'Udinese, perché siamo andati a vedere dei numeri nelle passate stagioni, se con questa partenza si possa davvero sognare l'Europa. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.